Buongiorno Assessore Treu, grazie della disponibilità. Vorrei chiederle qual è la sua opinione riguardo i lavori di pubblica utilità. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Sono sicuramente provvedimenti che aiutano situazioni di particolare disagio. In realtà purtroppo sono iniziative un po' a spot, un po' residuali rispetto a quello che è il problema della disoccupazione di lunga durata, che viceversa meriterebbe una serie di provvedimenti molto più organici. Comunque sicuramente, almeno in parte, questo molto in minima parte, però è un modo in cui si cerca di alleviare la condizione di lunga disoccupazione ed è pertanto comunque positivo. Come si è sviluppata la collaborazione nel vostro comune? Ma insomma sono stati fatti vari progetti, in particolare quelli che riguardano il gruppo servizi associati. Si è trattato di due progetti importanti, uno sul servizio di residenzialità e l'altro sull'aggiornamento dell'archivio informatizzato dello Stato civile del comune. Sono stati impiegati 28 lavoratori. Ci sono stati impiegati 3 lavoratori in un progetto e 2 lavoratori nell'altro all'interno di un complessivo intervento del Comune di Trieste che nel 2013 ha riguardato 14 progetti e 28 lavoratori. L'esperienza, in questi casi è sempre ha gli aspetti positivi, forse aspetti che possono essere migliorati. C'è sicuramente un problema di relazione fra le effettive professionalità richieste e poi le persone che vengono coinvolte. Alcune volte questa combinazione è ottima, altre volte forse un po' più problematica, per cui c'è da investire parecchio anche un po' sulla formazione. Penso che il ruolo centrale sia il ruolo del tutor. Questo credo che debba essere un ruolo di assistenza assidua, soprattutto nelle prime fasi, per mettere davvero in relazione, i bisogni nella realizzazione di questi progetti e il rapporto con le persone. Ecco, questo credo che ci sia una cosa che diventa un punto vitale e questa collaborazione deve assolutamente consentire di avere un rapporto molto stretto. Assessore, è importante nel bilancio comunale poter contare su tali collaborazioni? Sicuramente, vista la situazione di grave ristrettezza in cui versano i comuni per i vincoli derivanti da spending review e dei numerosi tagli che gravano sugli enti locali, l'utilizzo di queste persone è assolutamente preziosa, perché aiuta, anche grazie al contributo della Regione, aiuta a affrontare situazioni di carenza che abbiamo in termini di organici, soprattutto in alcune aree, e pertanto consente anche se straordinario, se per un periodo limitato, però consente di affrontare situazioni che nell'ordinarietà altrimenti sono difficili da affrontare. Per cui c'è una spesa di bilancio. Io penso che solo nell'altro anno noi abbiamo speso progetti per oltre 660 mila euro, il costo a carico del comune è stato del 10% e pertanto si è potuto utilizzare e impiegare le persone con un notevole risparmio per l'amministrazione, credo anche per un significativo aiuto in una fase di questo tipo per i lavoratori interessati. Assessore, grazie. Ultima domanda. Secondo lei un'esperienza da ripetere? Sì, sicuramente da ripetere. Io credo che torno a ripetere, pur magari auspicando un riordino complessivo di intervento per i lavoratori che si trovano in queste condizioni, forse anche la progettualità potrebbe avere una durata maggiore e forse anche una maggior finalizzazione, però ritengo che sia oggi come oggi uno strumento comunque utile.